Un vertice in prefettura, considerando quello che è successo stamattina a Porto Empedocle nel ritiro dei rifiuti. Doverosamente ho inteso radunare i rappresentanti delle forze dell'ordine per dare un segno di solidarietà agli amministratori comunali di Porto Empedocle che sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente molto spiacevole, un tentativo di intimidazione, probabilmente c'è stato anche forse un tentativo di contatto fisico per tentare di evitare un atto dovuto, secondo me, la ripulitura della città dopo molti giorni di astensione arbitraria da parte di alcune maestranze, e questo evidentemente non può essere tollerato, non può essere accettato. Massima solidarietà all'amministrazione comunale che sta affrontando una situazione molto difficile, ma assoluta fermezza rispetto a chi pensa di ostacolare un naturale processo di riconsegna della città di Porto Empedocle a quei livelli di civiltà che i suoi cittadini meritano. C'è anche un rischio sanitario, ci sono stati 2 solleciti da parte del medico sanitario del comune, anche addirittura a chiudere le scuole. So che le autorità competenti sotto il profilo sanitario stanno vigilando molto attentamente e non hanno fatto mancare i propri consigli all'amministrazione comunale. Proprio da uno di questi alert che è partito, il sindaco Carmina si è determinata a questa decisione, per cui ha attivato una procedura straordinaria di pulizia della città, rispetto alla quale poi si è verificato il fatto. Incertezza anche per domani, se continueranno a raccogliere la nuova ditta incaricata. Il segno che le forze dello Stato vogliono dare anche nei confronti di questa nuova ditta è assolutamente di supporto e di sostegno. Continuate a lavorare, fate il vostro lavoro, le forze dell'ordine vi saranno al fianco. Da parte delle forze dell'ordine, con un vertice immediatamente fatto dal prefetto, dove sono stati presenti anche tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Ecco, questo è già qualcosa in risposta anche alle aggressioni che sono state fatte a 2 suoi assessori. Sì, sicuramente è un modo per dire che lo Stato c'è vicino, è presente, e noi speriamo davvero che finalmente nella nostra terra si possa fermare la legalità, perché ognuno ha dei diritti da rivendicare, giusti, ma ci sono modi e modi, non si può attentare alla vita degli altri, alla loro incolumità e anche alla incolumità di una stessa cittadina, perché in realtà noi alla fine ci siamo visti costretti a rivolgerci a un'altra impresa perché l'ufficiale sanitario aveva sollecitato la chiusura delle scuole, quindi questa ditta era venuta sostanzialmente a liberare le zone intorno alle scuole da rifiuti, anche se era in programma, nell'eventualità che continuassero lo sciopero, di poter liberare il resto della città, perché sì, ha il diritto alla retribuzione, alla una retribuzione puntuale. Noi purtroppo, viste le difficoltà del progresso, non siamo sempre riusciti a colmare il passato, perché in realtà noi abbiamo dato quasi, si può dire, le mensilità, il numero di mensilità da quando ci siamo noi è costante. Si ha il diritto alla retribuzione, ma gli altri cittadini hanno il diritto di vivere in un ambiente pulito, hanno il diritto di poter mandare i figli a scuola, e quindi, vista questa necessità, non impedendo la protesta da parte degli operatori, abbiamo vista la necessità di un'impresa, ed è stato anche difficile trovare un'impresa che venisse a fare l'intervento sostitutivo. Noi abbiamo chiesto prima alla stessa ditta Real Marina di fare questo intervento, si ha negato questa opportunità rispetto a un'ordinanza sindacale, e quindi abbiamo individuato questa ditta che si è detta disponibile a venire, ma forse le ditte non vengono in Sicilia quando ci sono situazioni di emergenza, proprio perché temono questo tipo di reazioni, e allora lì lo Stato deve essere fermo, perché non si può tenere ostaggio una città, al di là delle giuste rivendicazioni di chi ha ritardi stipendiali eccetera. Così significa che poche persone tengono in ostaggio un'intera comunità, e questo le autorità non lo possono permettere, lo Stato non lo può permettere, perché sennò significa dichiarare il proprio fallimento. Penso che sia stato questo il senso del fatto
fatto che ci abbia convocato Sua Eccellenza il Prefetto qui insieme a tutte le forze dell'ordine per dire che lo Stato non lo consentirà. C'è stata la fermezza da parte del Prefetto a un'esortazione alla nuova ditta a continuare? Sì, speriamo. So che anche il commissario locale doveva intervenire presso la ditta assicurando la massima tutela e garanzia nei confronti della stessa. Ora vediamo giustamente, certo non è stato un bel momento, non è stata per delle persone che fanno onestamente anche loro il proprio lavoro, vedersi aggrediti, insomma quantomeno penso che siano molto preoccupati anche loro, ecco, ed è umano che sia così.